nascondo da qui, no? No, si vede. Allora, questa è l'ultima parte del nostro convegno Innesti, che è iniziato ieri mattina e che ha visto la partecipazione della Fondazione Museo del Trentino, ha visto la partecipazione della Fondazione Bruno Kessler e di tante altre istituzioni, nonché, voglio ricordare, nella giornata di oggi, colleghi del Friuli Venezia Giulia, della Società Filologica Friulana, ma anche le colleghe della provincia, rispettivamente del centro audiovisivi che è qui sopra al nostro centro Trevi, e la collega Marlene Huber che è qui con noi in sala e che saluto e ringrazio ancora. Ecco, abbiamo potuto vedere tante immagini, filmati, le testimonianze anche di lavori come quelli portati avanti da Cinema Zero del Friuli, ma anche le video interviste fatte da Patrick Curru e la collega dell'artigianato in occasione della mostra sui mestieri, e i grandi progetti portati avanti dal Museo Storico del Trentino, che contemplano appunto numerosi documenti, non solo cartacei ma anche video, il canale History Lab e tante altre iniziative che sono tutte accessibili al pubblico. Ora, per concludere, abbiamo il piacere di avere con noi Ettore Frangipane, giornalista, telecronista di grande fama, tutt'oggi attivo anche sulle pagine di un quotidiano locale, che ha la passione della storia e che ogni tanto scova, anzi ogni settimana racconta una parte della storia sempre molto interessante, una microstoria che però diventa importante e si inserisce sempre in una narrazione generale e universale. L'altro aspetto di Ettore Frangipane, che mi sembra sia piaciuto l'altro giorno quando glielo dicevo, è che è un caricaturista, è un abile disegnatore e in questi anni con la sua ironia è riuscito anche a raccontare una storia completamente diversa del territorio, ma anche quella, per capirla e per coglierla appieno, è un po' come le commedie di Aristofane, ci ridi semplicemente se sai la storia greca, altrimenti insomma è un po' più difficile. Così è diciamo già storicizzata tutta la parte legata alle caricature e ai disegni che ha fatto Ettore Frangipane, perché spesso ritrae politici e persone del nostro territorio cogliendo degli aspetti del loro carattere o del loro atteggiamento che veramente erano di dominio pubblico e quindi strappavano sempre un sorriso. Però anche per quello bisogna avere degli strumenti. Ed è un modo diverso di restituire una storia, un'osservazione di un costume e comunque della nostra comunità. Basta, non dico più nulla, lascio la parola al nostro ospite che ci illustra il sito che per tanti anni e da tanti anni continua ad integrare e a coltivare con immagini, con notizie, e che può essere visto da tutti noi. Ecco, però insomma è interessante avere una visita guidata virtuale attraverso queste pagine che sono messe a disposizione in rete. A lei la parola, Ettore Frangipane. Grazie alla dottoressa Trevisan per avermi qui invitato per conoscere queste care persone che sono qui venute a quest'ora un po' insolita del pomeriggio, e io sono qui per illustrarvi allora questo sito che ho curato io, che alimento io, ho alimentato io e che ho regalato al Centro Trevi, alla biblioteca, perché resti qualcosa, se no una volta che me ne vado, ho 91 anni, siamo lì, una volta che me ne vado queste cose finirebbero nel cestino, e mi spiace perché ci sono persone che mi seguono con interesse. Ecco, questo è il sito Bolzano Scomparsa. Viene a sapere una cosa, che io sono un po' un affezionato, io sono giornalista, quindi sono ammalato di cronachite, mi piacciono le cronache. E se vedo un vecchio giornale me lo bevo praticamente, ma mi piace non solo il giornale, ma anche la pubblicità di anni fa, del secolo scorso. Sono cose divertenti, istruttive, che danno anche da pensare.
Questo mio sito contiene un sacco di cose. Adesso vediamo di riassumerle. Voglio darvi così uno sguardo un po' veloce sulle cose, facendo un po' di cronache. Ho preso un esempio, ad esempio, l'anno 1859. Quindi io ho letto i giornali presso la Tessman, presso la biblioteca comunale, che narrano la cronaca di Bolzano dal 1850 al 1950. Quindi sono 100 anni, per la precisione 101, che ho analizzato pagina per pagina, riassumendo da questi giornali tedeschi e anche italiani, cioè in lingua tedesca e anche italiana, le cronache che mi sembravano più indicative. I tedeschi, Bozner Zeitung, Der Tiroler, Bozner Nachrichten e via dicendo. Quelli italiani, sapete qual è il primo giornale italiano pubblicato in Alto Adige? Si chiamava Piccolo Posto ed era degli anni 20. Degli anni 20 lo stampavano a Merano. E dopo questo Piccolo Posto di impronta fascista, perché ormai si era arrivati in quel periodo, questo Piccolo Posto usciva 2 volte la settimana e raccontava la cronaca di Bolzano vista in un'ottica particolare, che era quella del nazionalismo naturalmente fascista. Ecco, e quelli tedeschi ve li ho già detti. Qua inizia il mio racconto. Vediamo di raccontarvi subito qualcosa. Queste 2 immagini sono 2 immagini interessanti che vi raccontano 2 momenti diversi di Bolzano. Questa è Piazza Walter, l'attuale Piazza Walter, vista in epoca asburgica e in epoca italiana, fascista, diciamo pure, no? Riconoscerete qui, per esempio, l'Hotel Città. Qui l'edificio che è stato abbattuto non dalle bombe, ma dal vandalismo nostrano. Potevano rimetterci mano, insomma, aveva un suo stile. Invece ci hanno fatto quell'edificio della Cassa di Risparmio che voi vedete in cima alla piazza, e che tutto ha fuorché, e non dà sicuramente un senso di bellezza. Questo è l'Hotel Città. Perché si chiama Hotel Città? Dovete sapere che questa piazza, vista qua in 2 suoi momenti, era proprietà nel 1700 della Curia Arcivescovile di Trento. I preti, posso usare il termine, non nel senso, pullulavano a quell'epoca a Bolzano e dintorni, direi in tutta Europa. E c'è stata con l'illuminismo una reazione a questa presenza eccessiva e c'è stata di conseguenza qualche spinta verso la laicizzazione. Uno dei personaggi importanti che furono protagonisti di laicizzazione, di questo fenomeno che definiamo laicizzazione, era Giuseppe II, figlio dell'imperatrice Maria Teresa, il quale pensò bene di incominciare a diminuire le competenze, le proprietà, le ricchezze del ceto sacerdotale, ecco, uso questa terminologia impropria. E quindi a Bolzano anche, come altrove, ma anche e soprattutto direi quasi a Bolzano, nel centro di Bolzano, si provvide a sequestrare, a confiscare alla Chiesa o ai vari ordini monastici edifici, superfici che appartenevano per l'appunto alla Chiesa. Piazza Walter, che allora non era una piazza, allora era un vigneto rettangolare, ampio, di proprietà della Chiesa,
e Giuseppe II lo confiscò. Lo confiscò come anche questo edificio che si trova qua dietro, che è l'Hotel Città, che allora aveva 2 piani. E perché si chiama città? Perché fu confiscato a favore della città di Bolzano. Stadthotel, appartenne alla Stadt e divenne, finì con l'appartenere al comune di Bolzano, che ne fece prima una scuola femminile su 2 piani, alzò di un piano e divenne l'hotel che conosciamo adesso, città perché è della città. Questo edificio non fu sequestrato in quell'occasione, era l'albergo Kreutner. Kreutner, che fu abbattuto negli anni 20, anzi 30, negli anni 30, nei tardi anni 30, perché se ne voleva fare qualcosa di impronta fascista, cosa che non avvenne, oserei dire a questo punto per fortuna, perché avrebbe non è che sia bella la casa che ci sia adesso, l'edificio che c'è adesso, ma avrebbe snaturato troppo la piazza stessa. La piazza fu intitolata, se ne fece una piazza una volta che divenne di proprietà del comune di Bolzano, se ne fece una piazza che fu intitolata anzitutto Johannsplatz, un arciduca austriaco. Poi divenne piazza Kaiser Franz Joseph Platz, poi piazza Vittorio Emanuele III, io me la ricordo piazza Vittorio Emanuele III. Qui dove c'è adesso questo edificio c'era una grande, durante la guerra, ci misero un grande pannello, grande, enorme, che riproduceva tutto il Mediterraneo, e su quel pannello di giorno in giorno si muovevano, venivano spostate navi, carri armati, per far vedere dove l'Italia fascista stava combattendo. Quando le cose si misero male, il pannello sparì. Ecco. Questo è un periodo successivo, qua siamo già in periodo di Savoia, dei Savoia. Questo edificio è quello praticamente di cui vi parlavo prima, che era il Kreutner, riuscite a leggere qua, agenzie della Cassa di Risparmio, provincia di Bolzano. Il Kreutner divenne proprietà della Cassa di Risparmio. Qua c'è una manifestazione militare degli anni 20 del secolo scorso. Notate un po' come sono buffi questi personaggi con questi lunghi pennacchi bianchi, e si usava così, un generale aveva tutte le sue insegne e il pennacchione bianco, e così era, queste erano le divise del nostro esercito. Questa fascia che voi vedete è che i militari vestono tuttora di rango, gli ufficiali indossano tuttora in occasione di feste particolari o di feste. Era di colore azzurro, ed è di colore azzurro tuttora. Perché? Perché si riferisce, ricorda i Savoia. L'azzurro è il colore dei Savoia. Gli azzurri che giocano a calcio, eccetera, eccetera, erano i rappresentanti nello sport dei Savoia. Anche i badogliani. Sì. I badogliani erano dalla parte di Savoia, naturalmente, contro Hitler, no? Bene, e questa è la prima cartella. Questo è Bolzano. Vedete Bolzano? Questo è Bolzano del 1500 circa. Questi sono i portici. Questa è via, oggi si chiama Streiter.
questa è via Argentieri, questo è il vecchio nucleo medievale della città contornata da mura. Questa è l'attuale via Museo, questo è il Talvera, che se ne andava a spasso per conto suo, e questo era il ponte di legno che funzionava allora. E poi è stato fatto il metallo, è intitolato a Franz Josef nel 1900 netto. Dunque, tante le offerte. C'è la mia biografia che interessa fino a un certo, c'è il contenuto del sito, le cronache del passato che andremo a indagare adesso, personaggi, ho tutta una serie di personaggi, ho qui radunato che vissero a Bolzano. Questo è Arturo Benedetti Michelangeli, poi vediamo chi c'è ancora. Ce ne sono tanti, insomma. Arturo Benedetti Michelangelo, dovrei andare avanti di una immagine, vediamo se ci riesco. Questa è tutta la vita di Michelangeli, i suoi momenti principali, ecco. Ecco qua. Forse ho bisogno di un aiuto io per andare avanti. Questo è indietro, questo è avanti e questo non vado più avanti da qua io. Un attimo che devo trovare sto benedetto mouse. Dov'è? Allora, vogliamo andare a vedere i personaggi 2? No. Allora facciamo... No, personaggi 1. Cioè, per me farei una cosa. Andrei indietro. Vado indietro. Cronache del passato? No, adesso l'ho trovato, ho capito come funziona la cosa. Come avete capito, io sono un mago della tecnica. Ecco, andiamo indietro di una, qua siamo arrivati, torniamo sui personaggi. Ecco, e adesso vi faccio vedere il successivo personaggio che è Lorenz Böhler, per esempio, è un personaggio molto importante. Il Böhler, che voi ogni tanto sentite, l'ospedale Böhler e cose del genere, è un ufficiale medico austro-ungarico della Prima Guerra Mondiale che esercitò anche a Bolzano, tra parentesi. Gli ammalati, i feriti, soprattutto i feriti, venivano ricoverati allora in quello che oggi è il Conservatorio Musicale, che allora era l'ospedale militare. Böhler aveva una sua teoria sulla riduzione delle fratture. All'epoca, quando uno ci rompeva una gamba, restava con la gamba roversa, non li si raddrizzava. Lui ha detto una cosa, aveva il padre falegname, pensate un pochettino, Böhler aveva il padre falegname e disse e fece: se un palo in legno può essere ricucito in una certa maniera, perché non possiamo farlo anche con le ossa? E incominciò a trattare le ossa come se fossero dei pezzi di legno. Ebbe successo e nacque questa nuova traumatologia qui a Bolzano che si diffuse nel mondo. È una cosa quasi incredibile. Cosa posso aggiungere di Böhler? Ecco qua. Andiamo indietro ancora di un'immagine e poi biografie, cronache dei personaggi. Böhler, Lorenz Böhler, Ugo Bologna, Emilio Comici, avete presente Emilio Comici, lo scalatore degli anni 30 in Val Gardena. Poi Ugo Bologna, appunto. Questo è interessante perché questa è la figlia di Dostoevskij, Liuba Dostoevskij, che morì a Bolzano, era tisica e fu ricoverata ma non si doveva sapere, in un albergo di Gries. Gries era piena di tisici ma non si doveva sapere, e lì morì, eccola. E lì morì e fu sepolta nel cimiterino di Gries. E da lì poi, negli anni 30, quando hanno aperto il cimitero grande, quello di via Claudia Augusta,
le sue ossa sono state traslate in questo grande cimitero e tuttora voi potete trovare la sua tomba. Questa è la storia di della Dostoevskaya. E ve ne faccio vedere ancora uno, tanto per farvi capire che questi personaggi, ce ne sono, guardate quante ce ne sono, vediamo chi c'è qua. Ecco qua. Li ho persi. Eccoli qua. L'arciduca Enrico, ma insomma è inutile che ve li stia a passare tutti perché poi ho del tempo limitato a disposizione e so già che vi indisporrò abbastanza lungo. Allora andiamo subito al pezzo, alla parte principale, che è quella delle cronache del passato. Ci sono i miei libri, fonti fotografiche, le fotografie, c'è tutta una raccolta di fotografie qua dentro, ma veniamo alle cronache del passato che ho desunto anno per anno, ripeto, alla biblioteca Teichmann e a quel comunale. Allora, cronache del passato. Questi sono gli anni che ho esaminato. Vedete il primo dal 1850 al 1854, vediamo il primo anno, ecco qua i primi giornali, questa è la Bozner Zeitung, la serie della Bozner Zeitung che si trovava in quella che oggi si chiama Piazza Walter, dove c'è quella strettoia, bene, inutile stare a spiegarvi, Piazza Walter. E l'interessante è che Bolzano aveva qualcosa come 4 giornali quotidiani, anche 5 ne ha avuti. Quando sono poi arrivati quelli in lingua italiana, finirono, che erano all'inizio, nel 1926, la sola provincia di Bolzano, che nel 1948 cambiò nome in Alto Adige. Il primo giornale, il primo termine, la prima denominazione geografica di Alto Adige non è italiana, come ritengo, è napoleonica, esatto. Dopo la rivoluzione francese si vollero in Francia eliminare tutti questi ducati, queste contee, questi marchesati, questi principati, e furono prese delle indicazioni orografiche, insomma geografiche, che sembravano e sono obiettivamente più pertinenti. Nacquero i dipartimenti. In Francia tuttora c'è il Dipartimento della Loira, il Dipartimento della Seine, eccetera, eccetera, eccetera. E Napoleone, qui da noi, introdusse il Dipartimento dell'Alto Adige, la parte alta del fiume Adige, quella che passa tra le montagne. Quindi Alto Adige non ha nulla a che fare con la protervia di noi italiani che abbiamo occupato la loro terra. E l'Alto Adige ci chiamò il primo giornale italiano del Trentino, L'Alto Adige. Quando l'Alto Adige, il giornale Alto Adige aprì a Bolzano, aprì nel 48, come avevo detto prima, e non è 48, mi sono sbagliato, nel 45 già, nel 45. Io difatti ho celebrato adesso gli 80 anni. Quando aprì a Bolzano perse la L con l'apostrofo e diventò Alto Adige. Ma questo, come avevo detto, è la Bozner Zeitung, che aveva un carattere laico. E una cosa curiosa, strana da dire, è che in Alto Adige la tendenza generale, anche tuttora, è quella di una netta propensione nei confronti della religione cattolica in particolare. Tant'è vero che qui a Bolzano si è firmato un trattato tra
il Sacro Cuore di Gesù è il Tirolo, lo sapete, dove c'è il codo, dove c'è la chiesa, la piazzetta davanti al Ginnasio dei Francescani, c'è anche un palazzo nobiliare con tanto di targa fuori, e là in quella sede si è firmato un trattato, il contratto tra il Sacro Cuore di Gesù e il Tirolo, che si affidava, nel caso dell'invasione, della prima invasione napoleonica, alla benevolenza del Sacro Cuore di Gesù. Ma qui sto perdendomi un pochettino troppo, vogliamo tornare alle cronache. Ecco qua le prime cronache del passato, e vado a rispolverare qualcosa del 1859, perché ci sono stati in quest'anno, 1859, sono venute qui a Bolzano delle cose molto interessanti, non solo per Bolzano, ma anche per altri lidi. Guardate, eccoci qua. All'inizio di ogni anno un breve riassunto, poi le date principali a sinistra e i fatti di cronaca a destra, qualche fotografia ogni tanto. Questa qua è una elefantessa che fu portata a Bolzano, nella zona oggi di Largo Verdi, qui, si era messi, previo pagamento, ad assistere al suo foraggio, insomma, al pranzo, alla cena, ecco. Vabbè, andando avanti ancora sempre, voglio vedere se c'è qualche altra fotografia, ma forse è meglio lasciare perdere addirittura. Cerco di riagguantare l'inizio e vi propongo la prima notizia interessante, che è del 23 febbraio, 23 del 2, si riparla dell'illuminazione pubblica a gas. L'illuminazione a gas avveniva con lanterne allora, che venivano accese la sera e poi spente nel corso della notte, quando si consumavano troppo le candele, e allora si risparmiava e la città tornava a ripiombare nel buio e si andava in giro con le lanterne a mano. Ecco. Si riparla dell'illuminazione pubblica a gas. L'esperto Riedinger di Augusta, che ha assunto questo incarico per illuminare Innsbruck e Trento, si è incontrato con esponenti municipali di Bolzano, dicendosi disposto ad assumere l'incarico. Nacquero la prima rete di produzione del gas a Bolzano. Il gas veniva prodotto ancora nel secondo dopoguerra, ancora quindi negli anni 50, veniva prodotto dall'officina del gas che si trovava in Largo Verdi. Là c'era l'officina del gas in Largo Verdi, dove adesso c'è il teatro, là praticamente si produceva gas. E tra l'officina del gas e il Duomo c'era il cimitero, il primo cimitero di Bolzano, nacque lì. Dunque, cosa vi volevo leggere? Questa è simpatica, però non voglio perdere tempo. Tutti gli appartenenti al nostro reggimento di Kaiserieg sono comandati con urgenza di tornare ai loro reparti. Le prospettive di pace stanno cadendo, stava calando e anche cadendo. Stava per scoppiare la seconda guerra di indipendenza. Vittorio Emanuele II si era alleato con Napoleone III e Camillo Benso, conte di Cavour, per accattivare ai Savoia la simpatia di Napoleone III, ricorse ad una sua cugina, la contessa di Castiglione,
bellissima donna, un po' in carne ma bellissima veramente. Che cosa fece per accattivarci le simpatie di Napoleone? Ci andò a letto. Napoleone si trovava in Francia a fare le acque, a passare le acque, come si diceva una volta, no? Andò a passare le acque anche Virginia, si chiamava così, non era Virginale ma si chiamava Virginia, e ci andò a letto e così Cavour riuscì a convincere Napoleone III ad affiancarsi a Vittorio Emanuele II contro il Kaiser austriaco che era Francesco Giuseppe. La Bozner Zeitung qui parla un po' dei caratteri degli italiani italiani che combattevano per l'impero austro-ungarico. L'esercito austro-ungarico era fatto di tante popolazioni diverse e tra queste c'erano anche i trentini, i dalmati, gli istriani. Ma io voglio andare oltre. Andiamo al 16 marzo. Le ultime notizie dicono che il regolare traffico ferroviario sta per iniziare il traffico, l'apertura della ferrovia del Brennero. Sta per iniziare, ma non verso il Brennero, come si crede, no. I treni vennero dal sud. Il primo tratto a entrare in funzione fu quello tra Bolzano e Verona. Il tratto successivo, qualche decade dopo, verso Innsbruck. Qui però voglio leggervi questa notizia che trovo interessante. Si esegue a Bolzano una condanna a morte nei confronti del 50enne Johann S., non so come si chiamasse di cognome, da San Giorgio di Brunico, condannata per duplice omicidio. La richiesta di grazia inoltrata al Kaiser era stata respinta. Stamane alle 8 si è mosso il corteo che trasportava il condannato in una carrozza chiusa insieme con un sacerdote ed accompagnato dalla scorta. Seguiva un'altra carrozza con i giudici, anche questa era scortata da armati. Il corteo era diretto nei campi a sud di Bolzano verso il luogo prescelto per la esecuzione. La condanna era avvenuta nel Palazzo di Giustizia, definiamolo così anche se eccessivo, che è un edificio che tuttora si trova in via Bottai. Salendo lungo via Bottai, quando la strada termina, alla destra c'è il palazzo, bel palazzo dell'imperatore Massimiliano, mi pare, che è a sinistra, di fronte c'è una casetta che non dice granché, ed era la sede, la sede del Palazzo di Giustizia bolzanino, e ospitava anche il carcere. Lì era avvenuto il processo a carico di questo signore accusato di omicidio e da lì era partito il corteo che si era mosso verso quella che oggi è Piazza Verdi. La località non è precisata, ma ve l'ho detta adesso. Come vedremo da gran folla, potrebbe essersi trovata però anche ad Oltrisarco, allora in campagna, ma credo che fosse proprio in Piazza Verdi. Dopo aver preso congedo dalla vita, pregando e dopo aver rivolto parole di pentimento alla folla, il condannato salì sul patibolo,
fu impiccato, l'impiccagione avveniva in pubblico. Alle 9 la giustizia degli uomini si è adempiuta. Sul posto si era radunata un'enorme folla composta di elementi di basso ceto sociale. Incuriositi da questo episodio, vollero assistere a questa esecuzione. L'elefantessa l'avete detta, poi il 4 aprile, voglio guardare però l'orologio e chiedo alla dottoressa Trevi quanto c'è ancora. Qualche minuto perché poi chiudiamo verso le 4. Ecco, allora guardate, vi voglio solo far vedere una cosa, vi racconto come nel frattempo la Francia e il Regno di Sardegna muovono guerra al Kaiser, che retrocede, si ritira e si viene alla battaglia di Magenta, si viene alla battaglia di Solferino. Alla battaglia di Solferino combatterono 120.000 francesi affiancati da 60.000 piemontesi, fanno 180.000 uomini contro 140.000 austriaci. Fu un massacro. Questa fu la battaglia, quella di Solferino. Non so se siete andati a Solferino. Si può visitare una torre entro la quale le pareti circolari sono tutte tappezzate di teschi. Ecco. Fu una tale strage che Napoleone III, pur vincitore, si spaventò e non volle più procedere avanti alla bella faccia della contessa di Castiglione e si dice disposto alla pace. Il Franz Josef senz'altro fu firmata la pace. Cavour s'arrabbiò da morire e volle lasciare il tavolo delle trattative, ma insomma così andò a finire. I morti in quella battaglia, secondo la Bosnia Zeitung, furono oltre 2000, più i dispersi, eccetera, eccetera. Questo per dirvi un po' di quei tempi, di come si viveva a quei tempi. C'è un particolare poi però, che queste truppe che venivano a piedi dall'Austria fino a Bolzano per poi proseguire verso la Valpadana, dove dormivano questi soldati, questi ufficiali? Come dormivano? Lungo la strada i proprietari di case, di masi, erano tenuti ad ospitarli. In città gli ufficiali erano ospitati in case private. Lo Stato, l'esercito diciamo, metteva a disposizione soltanto dei sacchi che dovevano essere riempiti di fieno da parte dei contadini che vivevano lungo questo tratto di strada. E concludo ricordando un altro business che derivava allora, in quell'epoca, da questi movimenti di eserciti. A Bolzano c'è sul giornale Bosnia Zeitung del 26 ottobre, all'Hotel Badl, che si trovava più o meno dove oggi c'è il quarto corpo d'armata, il Palazzo Comando, avevano luogo, dopo queste grandi marce delle aste. E cosa si vendeva a queste aste? Si vendeva il letame che i cavalli avevano scaricato lungo la strada. Quindi si speculava anche su questo, sulla cacca, a conclusione di queste gloriose guerre. Ecco, non voglio andare avanti perché è una cosetta curiosa indagare tra le pagine di questo mio sito. E se trovate la via di farla, vi consiglierei di farlo perché passereste alcune belle serate. Io vi ringrazio dell'attenzione.
questo concludiamo la nostra 2 giorni, ringraziando anche Ettore Frangipane della sua presentazione, con l'invito di andare a sfogliare insomma il suo sito, che è sempre molto ricco, e lo ringraziamo anche per questo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Bene. Attenzione. Ah, sono io che faccio questo rumore, scusate.